L'anima delle Prealpi e dei suoi 4 paesi Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano è nella sua terra, nelle particolarità dei suoi luoghi e paesaggi. Le ombrose foreste di faggi e abeti del Cansiglio delimitano a nord la sua geografia, che si distende a valle tra le colline e i borghi della pedemontagna, affacciati sulla pianura, solcata dalle sinuose anse dei fiumi Meschio, Carone e Friga. Passando tra le grotte naturali del Caglierone, scavate nella pietra dolza, a Fregona, e scendendo da lì a mezza costa da Osigo, Rugolo fino a Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano. Acqua e terra, pianura e collina, la montagna e il bosco. Così si riconosce questo territorio prealpino. Una varietà di paesaggi baciati dal sole che un lavoro paziente ha reso fertili e meravigliosi. Un'opera certosina costruita in armonia con la natura. Nel nostro itinerario incontriamo vigneti, oliveti e ville nobiliari come la Villa Belvedere Moncenigo, costruita per ammirare il dolce paesaggio che si estende ai suoi piedi. Antiche pievi e chiese con preziosi affreschi e pale d'altare di importanti autori come Francesco da Milano a Pinidello, o Palma il Giovane, o Domenico Tintoretto a Cordignano. Proseguendo sulla strada per Vittorio Veneto, si scorge la chiesa della Santissima Trinità, detta la Mattarella, interamente affrescata da pittori di alto profilo artistico dal XIV al XV secolo, e altre piccole chiese come San Zenone a Sivella e Santo Stefano de Mesco, e piccole contrade e borghi dal sapore antico. Luoghi spettacolari, ricchi di poesia, da ammirare percorrendo nei sentieri di montagna dai nomi evocativi. A cominciare dal sentiero Berri, il Monte Pizzoc e poi le Scaffe, la via delle Gibelline, la Cal dei Morti o la via del Patriarca, alle spalle del paese Villa di Villa, a ridosso dei ruderi del castello. Trascorrere i momenti di riposo nelle malghe attrezzate che offrono la degustazione dei piatti della tradizione veneta e tipici di questo territorio, come i radici e fasioli, le frittate con le erbette di stagione, le carni alla brace, la cacciagione o gli svariati formaggi e dolci. Questa è una terra dell'ospitalità e del gusto, impreziosita dai suoi prodotti tipici, dai formaggi delle malghe di montagna ai vini bianchi e rossi, al torchiato di Fregona, felice connubio tra tradizione e modernità, al buon olio ricavato dagli olivi di costa,
alle mele e pere del Gallo Rosso. Momenti speciali possono essere vissuti durante le folcloristiche sagre paesane, felice connubio di riti stagionali di propiziazione e ringraziamento per i raccolti alla buona stagione, con lauti banchetti dove assaggiare gli spiedi di carni o le castagne provenienti dai boschi del Cansiglio. Luoghi costruiti sul lavoro artigianale ben fatto, che riviviamo nelle feste come quella delle Prealpi in Festa a Cordignano, dove possiamo vedere tanti mestieri di questa terra: il taglialegna, l'intagliatore, il cestaio e a Fregona lo scalpellino. Maestria e saperi si fondono in armonia con i materiali della natura. Questo territorio è anche luogo di cultura e di manifestazioni artistiche che richiamano persone da tutto il mondo, come nelle fiere del teatro o nella Mostra Internazionale dell'Illustrazione e nei laboratori di Sarmede, particolari perché dedicati alla cultura dell'infanzia, che trasformano il paese in un vero laboratorio a cielo aperto, dove a parteciparvi non sono solo i bambini, ma insieme a loro adulti e genitori. Non solo a Sarmede, ma anche Cappella Maggiore, con la sua pluriennale attività espositiva, che ha visto susseguirsi mostre di importanti artisti italiani e stranieri. O il premio di pittura di Cordignano, vetrina per giovani promesse e artisti già affermati.
Un mondo dell'immaginazione e dell'incanto, svelato, cantato e racchiuso tra le mura della casa costruita ed abitata per tanti anni da Stefan Zweifel. Un angolo di mondo, del convivio e della festa, da scoprire e da vivere. Difficile da dimenticare.